Mettiamoci per il trucco di scena. Buonasera cari Buonasera amici, a tutti, ci avete preso vento. in fragrante. Io ho preso un po' di vento a passeggio con Achille, ho i capelli scompigliati. Anche questa sera, che è un mercoledì, anche questa sera ci siamo per voi, con voi, e soprattutto sosteniamo i nostri amici di Genova, Sì, insomma tutte quelle tutte le persone persone che di buona manifestano. volontà. Esatto, che manifestano e chiaramente noi siamo con loro e stiamo in casa, non ci muoviamo. Ma tu l'hai sentito che adesso con la scusa... Ma tu l'hai sentito? Senti, mi stavo sentendo da sola. Con la scusa che ci sono stati impennati di contagi, vogliono chiudere la Piazza Libertà di Trieste e non far manifestare fino al 31. No, l'ho ancora Ti rendi sentita. conto? Però si può manifestare anche stando a casa e lasciando la macchina. Cioè, non trovano la correlazione fra gli aumenti dei contagi post vaccini, ma per i manifestanti l'hanno trovata. Per i manifestanti riescono a fare il miracolo. Intanto riusciti. salutiamo il nostro amico Christian, la nostra carissima amica Chiara, no? Buonasera Christian, buonasera Chiara. Grazie di essere qui con noi. Beh, noi stiamo parlando dei manifestanti di Trieste che insomma li sosteniamo anche. Assolutamente sì. E non solo quelli di Trieste, di Genova, di tutte le città che sono scese in campo per ricordare che i diritti costituzionali parlano d'altro. Esatto, parlano d'altro, e quindi il Marietto Veneziano, sostenuto da Hildegarda, sostengono. A nostra volta sostengono. Notate che oggi il pigiamino ancora l'ho lavato e l'ho rimesso perché ha avuto un'audience. È piaciuto, ormai è diventato così un portafortuna. Un maschio. Intanto salutiamo anche Nadia. Buonasera Nadia. Allora, questa sera è una serata sibille, non è un talk show, ma anche Patti Patti. Buonasera. Bene. Patti Patti. Tra l'altro io avevo un gatto, no, che si chiama Patti Patti. Ah, un gatto così. Cambia nome. 30 anni fa. Accidenti. Un nome in particolare. Bene, e per chi vuole fare le domande, visto che c'è già qualcuno, nome, data di nascita. A proposito di gatti, il nome più simpatico che ho sentito è il gatto dell'Angela e del marito Roberto, hanno chiamato Giacobazzi. Mi fa impazzire. Che tra l'altro è il nome in Svizzera di un grande allenatore, è un allenatore di calcio. Sì, bravo, sì. Il nostro Giacobazzi. Bene, vedo già Nadia che ha fatto... A me il vaccino ha fatto male, sono andato in clinica, sono uscito dopo 6 giorni. Guarda tu. Sei ancora fortunata che non è andata peggio, perché io ho conosciuto gente che è morta. Non lo volevo dire, sì, non lo volevo dire, allora, tocchiamoci tutto. Non l'ha conosciuta dopo. No, l'ha conosciuta prima. No, l'ha conosciuta dopo, diciamo così. Però il vaccino purtroppo mi ha accorciato. Purtroppo è una cara persona, era anche sindaco di una città, tra l'altro. Sì. È una brava persona che purtroppo si è fatto vaccinare. Bene, andiamo avanti, parliamo un po' dei nostri gruppi social. Certo, allora ricordo intanto che vediamo rinfoltire il gruppetto di persone che staranno con noi questa sera. Sì, anche perché il tubo non avvisa, cioè è difficile. Ha smesso di avvisare. Quando il Marietto entra in scena non avvisa più, è già un miracolo che riesco ad andare. Casomai li pieghiamo su Facebook se un giorno ci dovessero chiudere le porte. Infatti. Sì, ultimamente, anche se cliccano sulla campanella, no? Proprio non li svegliano, non li vogliono svegliare. Ma raccontiamo un po' allora. Sì, stavamo dicendo dei social. Allora siamo presenti, mentre aspettiamo appunto che ci raggiungano altre persone, ricordiamo che siamo presenti su Facebook nei gruppi Casti sacerdotali, questo è il primo gruppo, e poi l'altro gruppo che si chiama Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Sono gruppi ormai presenti da qualche annetto, non tantissimo, 2-3 anni, super giù, mi sembra. Poi il tempo vola, non riusciamo a tenerne contezza. E attraverso questi gruppi quotidianamente divulghiamo o distribuiamo gratuitamente circuiti radionici, ma anche facciamo altre condivisioni che sono tutti gli argomenti di cui comunque parliamo all'interno dei nostri canali. Trovate infatti sia nel canale YouTube del Marietto Veneziano, dal quale siamo io sono ospite stasera, lui
E hanno da quando deciso vi fra Barbara trasmettiamo- D'Urso e la nostra Hilde, avevamo detto, ma Barbara a D'Urso- causa del budget della trasmissione abbiamo buttato c'è la Hilde. abbiamo buttato in alto, abbiamo buttato in alto. Purtroppo Certo, poi perché devo andare a letto, arriviamo, ho già il pigiama, sei già pigiamato. Sì. Va bene, comunque. Ah sì, già. Allora, dicevamo appunto, no, stavo leggendo, scusate, a mente, Non ho senza capito, leggerlo. non ho capito neanche cosa dice. Io lo so. Lo so, siamo informati, ma se non lo fai paghi 50 euro al giorno all'ospedale. In che senso? Io suppongo che stia parlando del fatto che debba lavorare, magari, non lo so, non ho ben capito, Nadia, io cerco di interpretare, ma noi non conosciamo le dinamiche della tua vita e non so. Alexa, dimmi cosa, cosa voleva Nadia, cosa intendeva. Nadia, traduci, se no... Ovviamente scherziamo. Sì, comunque effettivamente è una forma di ricatto, no? Suppongo che stesse alludendo al fatto che se non fai il vaccino poi ti tocca o per i tamponi per una cosa o l'altra. Sì. Comunque va bene, dai, dicevamo appunto dei gruppi e di tutto quello che divulghiamo anche attraverso i nostri canali YouTube. Vi raccomando, se ancora non l'avete fatto, di andare a guardare nelle sezioni playlist dei nostri canali, quello di Marietta. È qua. Si è spaventata. Mi sono spaventata perché io in qualche giorno che ho degli affanni mi ci manca che mi venga un colpo a me perché viene un colpo a te, cioè sarebbe proprio allora, dunque vi dicevo appunto dei nostri canali YouTube, quello da cui vi trasmettiamo, il mio canale YouTube, se non lo conoscete cercate Hilde Garda, e soprattutto andate così a sbirciare nelle playlist perché abbiamo divulgato parecchio, al di là della radionica appunto abbiamo messo a disposizione molte conoscenze, molte tecniche, anche ritualistica, ovviamente in modalità semplificate ma pur sempre valide e che potete appunto fare da soli. E la stessa cosa troverete ma in forma diversa perché sul sito www.ilcapitano.intervista.org abbiamo distribuito, e sono ormai anni che sono lì a disposizione gratuita per tutti, veramente numerose dispense che raccolgono circuiti radionici per le più disparate circostanze della vita. Mi hanno scaricato 175.000 dal 2015, 175.000, calcolate che più o meno una dispensa dentro dalle 10 alle 20 circuiti radionici quadranti radiestesi con istruzione, quindi abbiamo regalato più di 2 milioni o 2 milioni e mezzo di circuiti all'Italia. Li hanno scaricati anche dalla Malesia, dalla Thailandia, dalla Cina, dal Perù, dall'India, dal Messico, insomma tutto il mondo l'ha scaricato, ma diciamo che il 90% delle persone praticamente è italiana, quindi Marietta Veneziano e Hilde Garda hanno fatto qualcosa. Sì, ci siamo come dire messi al servizio e ovviamente molto di quello che abbiamo dato lo abbiamo dato in forma totalmente gratuita, ci tengo a sottolinearlo perché è sempre lì a disposizione, ma c'è anche una sezione ovviamente shop dove ad esempio sito. si possono acquistare questi ciondoli magici a 150 euro più 10 euro di spedizione. Sì, comunque troveranno sempre lì nella sezione shop tutti i nostri servizi a pagamento. Andiamo avanti con la prima domanda. Leggi. Va bene. Allora, Nadia, salve, Dario, 27 luglio 67, Nadia, 4 giugno 71, può nascere una storia stabile? Grazie. Bene, andiamo avanti. Vediamo un po' di... Questa mascherina qui mi fa morire prima del... Vuoi cambiarla magari quella azzurra? Dai, è meno pelosetta. Dai, facciamo una bella stesa alla nostra amica, alla nostra amicizia, e vediamo un po' come andrà. Vediamo un po', il nostro civile. Quella è quella che ho messo la lavatrice? Non lo so. Vedete un po', più si mischia e più si attira le energie positive. Topolotto, vieni perché sennò io consumo le carte. Forza. Sì, li sto mescolando, ma fra un po' si consumano. Vai! Taglio io. Tagli tu, io ero già taglio io pronta. col taglio fortunato. Vediamo un po'. Beh, conversazione.
Mi fanno un po' impaurire a me queste carte. Questo taglio qua mi mette un pochettino, non dico le polveri bagnate, però cosa pensi? Sembrerebbe che in un contesto, come dire, in presenza di altre persone o comunque in compagnia di amici o in mezzo a gente che conoscete, non so se avete modo o avete delle conoscenze comuni, comunque in un contesto di più persone giungerà una notizia non tanto positiva. Vediamo un po' di fare la stesa. Tu cosa ne dici, Marietta? Ma sì, dai, facciamo una stesa e vediamo un po' la situazione. Una stesa completa per la nostra amicizia. Vediamo un po'. Visto che stasera non ci sono tante persone, possiamo anche farla proprio. Cosa ho visto? Vai, Hilde. Allora, dunque, voglio rileggere i nomi: Dario e Nadia. Allora, cara Nadia del 71 e Dario del 67. Può nascere una storia stabile? Dunque, non credo. Ora ti spiego anche cosa vedo nella stesa. Non significa che non ci sia un qualcosa, perché effettivamente nel presente si vede che c'è un'attrazione o possibilità di una storia, e si vede anche che nel passato comunque hai ricevuto una soddisfazione a provenire da questa persona, perché effettivamente si è verificata appunto l'opportunità, l'occasione di anche in mezzo a tanti o a tante di attirare la sua attenzione. Dunque c'è qualcosa di positivo a partire dal passato, ma nel presente comunque c'è una qualche circostanza che nonostante appunto la presenza di attrazione fisica e anche di qualcosa che indica comunque un certo grado di affiatamento e di intimità, la presenza della nemica accompagnata dal sacerdote non dà tante belle aspettative, nel senso che sembrerebbe, ripeto, uso sempre il condizionale perché non conoscendo né la situazione di lui, la situazione tua, sembrerebbe comunque che possa trattarsi di una persona che ha dei sospesi di natura legale con lui e che costituisce una minaccia al presente. Cosa potrebbe essere questa persona che ha dei sospesi di natura? Sembra una donna dalla quale lui si sia recentemente separato e che possa esserci in corso qualche trattativa e che ovviamente questa circostanza forma una specie di minaccia per quanto riguarda il vostro rapporto, o quantomeno per la domanda che hai richiesto. Nel prossimo periodo, inoltre, dunque già ci sono delle interferenze così, perché sembra che la nemica comunque porti delle intromissioni di qualche tipo, qualcuno che ficca naso, oppure proprio qualcuno che si permette di dire delle cose, o ancora proprio delle interferenze, come abbiamo visto, legate al sacerdote di natura legale. Nel prossimo periodo, però, ad aggravare la situazione, che già al momento verte più su una come dire, affinità fisica, compare questa donna, una donna più giovane di te. Vedi che c'è il ladro, c'è la giovane fanciulla e c'è il dottore. Dunque, o questa fanciulla lo porterà via da te perché ha bisogno di aiuto, dunque potrebbe trattarsi di una figlia, magari una figlia che richiede la sua presenza e che dunque lo sottrae, diciamo così, al vostro rapporto, oppure nella peggiore delle ipotesi potrebbe trattarsi invece di un'altra conoscenza. Io sono più orientata, non so perché, non so se lui ce l'abbia, più orientata verso una figlia. Comunque
Chiaro, lui continuerà in ogni caso di circostanza, no, a essere disponibile, ma in realtà ti lascia un po' appesa, no? Un po' sospesa, dunque in attesa di evoluzioni che però risultano essere un pochino incerte. Il problema qui è l'esito. È l'esito che fa un po' tremare. Scampo. L'esito non sembra parlare di una situazione. Anzi, l'esito lascia invece più pensare che all'improvviso potrà lui interrompere senza appello, diciamo, vedi che c'è un qualcosa che tu subisci, no? Infatti, ascolta bene cosa dice Nadia, lui vuole l'amante, l'amica, io l'ho bloccato, complimenti, siete bravissima. Grazie. Esatto, sì. Esatto. Perché lui qua vedi che compare comunque quella donna lì. Lui vuole appunto, non dico la ruota di scorta, però... No, lui vuole il piacere che non ha più nell'altro rapporto. Esatto. E quindi è un soggetto da... Va bene Nadia, speriamo di averti, come dire, dato magari le cose. Sapeva, perché... Noi non sapevamo nulla, dunque grazie per averci dato conferma. Bene, andiamo alla prossima domanda. Questa sera però i nostri amici sonnecchiano. Non è che magari hanno capito che io ho il pigiama. Anche tu già pronto. Tra l'altro avete visto che cambio, ho aumentato gli effetti speciali. Abbiamo detto che è una trasmissione low cost. Qui non si badano a spese, no, perché mi ha detto metti la mascherina in tinta con gli occhiali. Bene, vediamo la prossima domanda. Nadia. È sempre lei, no? Patti. Patrizia, primo agosto 60. Riuscirà a cambiare casa, vediamo. Intanto che popolo, che pubblico timido stasera abbiamo un pubblico che è andato in cantina, nel senso che ma perché YouTube non li avvisa. Già. YouTube non avvisa più. Poi dopo mi scrivono, ma perché non mi avvisa più in privato? Dico, ma perché mi ha detto dove sono finito? Io ci sono. Vediamo di mettere un link della diretta. Ok, anche bene. Io sulla pagina. Va bene, dai. Vediamo un po' se la nostra Patti riuscirà a cambiare casa. Ok, vediamo. Allora, le carte, le sibille. Patti, qui c'è. Allora, dai, Hilde. Il taglio sembra dire che dovresti in effetti ricevere così una soddisfazione o comunque un buon esito, ma attenzione perché non è certo, nel senso che probabilmente l'esito immediato sembra positivo, ma o si aprono contestazioni o si aprono... Ecco, e adesso andiamo in dettaglio. Esatto, andiamo a vedere. Beh, ma il passato sembra glorioso. È presente qualche possibilità? Andiamo sopra. Dove stai mettendo il link su Rai 1? Sulle notizie. Topolotto? Allora, vediamo un po' cosa consiglia la nostra Topolotto. Dunque, effettivamente diciamo che la prima linea, aspetta che forse non è proprio inquadrata benissimo, la prima linea, così, ok, si vede un po' meglio. Vedi qui compare Gran Signore, Costanza, Riunione, Imeneo, Fedeltà. Dunque, sembra riguardare o rientrare un rapporto nel passato con questo uomo con il quale evidentemente c'è stato un ritorno con promesse e con ufficializzazione, dunque si è ripartiti più forti di prima e dunque è possibile che questo cambio di casa riguardi un progetto importante di Patti. Allora, cosa c'è al momento? Questa è la linea del presente. Esatto, la linea del presente sembra indicare più visite. Sembra che sia andata a vedere delle cose, forse... Però attenzione, perché sembra che
gli abbiano dipinto d'oro certe cose che forse oro non erano, e molto probabilmente, non so se la venditrice era una vecchia volpe o ha incontrato magari una persona anche un po' volpicchiotta. Cosa ne pensi, Hilde? Sì, che questa sicuramente è una che gli ha proposto magari un possibilità. affare, ma che affare, magari sai, tubi rotti nel bagno, Sì, impianti elettrici ecco, un po' tra l'altro non claudicanti. sappiamo se questo cambio casa sia in una casa in affitto, in acquisto, Sì, è vero, questa questa cosa appunto dovresti essere un po' più dettagliata parte per parte, perché così riusciamo a capire se hanno tentato però di donarti. sembra che comunque abbia a che fare con una signora di una certa età, dunque o vale per il significato di una visita e dunque Sì. prima c'è un incontro di persona, Esatto. poi una visita, dunque sembra che ci siano molte opportunità ma nulla di certo. Oppure effettivamente potrebbe anche indicare che questa necessità nasce dalla sensazione di difficoltà magari della madre, no? Allora vuole spostarsi sì, per potrebbe essere una alla madre. soluzione interessante. Dunque diciamo che comunque al momento delle opportunità sembrano esserci. Sembrano, di più. Col condizionale? Sì, sempre, noi parliamo sempre perché, sai, non conoscendo, non avendo la certezza di scelta alcune cose, energetica. ovviamente, ecco, ovviamente ci teniamo sempre, come dire, cauti, no? Ed è giusto. Nel prossimo periodo comunque guarda molte occasioni, ma attenzione anche delle cose che potrebbero riguardare fatti o situazioni che si trascinano da tempo. Dunque l'opportunità c'è, un'opportunità forse potrebbe essere anche piuttosto vantaggiosa. Dunque si tratta di aspettare, secondo me, l'occasione giusta e qualcosa si dovrebbe presentare nel prossimo periodo. Però purtroppo le ultime 3 carte, donna maritata, vedovo, dispiacere, sembra che a causa di o impegni familiari o preoccupazioni che riguardano impegni familiari, questa situazione non si sviluppa subito. Dunque c'è un periodo, un'apertura in questo momento abbastanza favorevole dove possono effettivamente esserti presentate più occasioni, ma attenzione, non è detto che queste occasioni siano tutte veramente valide. Sì. Nel prossimo periodo però, noi stiamo parlando delle occasioni imminenti adesso, no? Che sono caratterizzate da questa linea. Nel prossimo periodo guarda che c'è qualche buon affare veramente, però il problema cos'è? Che forse qualcosa salta o l'accordo salta o la possibilità di prendere salta per questioni familiari. Dunque c'è qualcosa che deve essere svolto o che prenderà la priorità rispetto. Attenzione, Patti ci sta dando una dritta che forse per la casa che ho attualmente in vendita già da un po'. Ah, perfetto. Quindi riusciamo a capire, grazie Patti. Ok, allora può essere che siano venute molte persone, nessuna sembra particolarmente decisa o dare esiti certi. Piace, ma però guarda che qualcosa c'è qui, nel prossimo periodo. Noi ecco, non sappiamo se ci date pochi dettagli, noi vorremmo darvi una mano. Escono informazioni e non riusciamo a capire il disegno. Studiamo per capire a cosa si riferiscono. Abbiamo capito una cosa, che lei vuole cambiare casa e magari sta vendendo la sua e aspetta di cambiarla per la vendita. Noi la vediamo. Se ci sei, batti un colpo non sul tavolo, ma sulle tastiere. Noi vediamo una bella occasione. Scusa, siamo in zona protetta? La tastiera. Sì, fascia protetta. Siamo fascia protetta, non posso dire su cosa devi battere, però se ci dai più indicazioni, perché questa è una bella stesa, però bisogna capire, ecco, qui abbiamo capito che tu hai una casa. È in vendita da un po'. E però non si capisce se tu ne vuoi comprare un'altra, ne hai viste altre. Questo che bisogna per mettere insieme. E allora le visite le hanno già fatte. Infatti piace a tutti, ma nessuno si è fatto avanti. Ecco, benissimo, e si capisce, perfetto. Vedi che cominciano a prendere un senso flessibile, no? Se no facciamo veramente grande fatica. Esatto. Perfetto, allora sì, corrisponde a quello che vede, piace, però sempre tutti un po', ti lasciano tutti in sospensione, però guarda che arriva un'opportunità molto vantaggiosa. Però
Il problema è che non siamo sicuri che vada poi in porto. Esatto, c'è quel però. Perché la proposta è buona. Il mio suggerimento, Patti, è di non avere eccessive aspettative rispetto a questa situazione, perché da quello che si vede qui, esatto, o queste persone, eventualmente se dipende appunto dalla perché c'è una donna sposata, io non so se tu hai figli, sicuramente no, nel 60, perché c'è questa donna sposata che è un grande punto di domanda, perché poi dopo seguono due carte sembra impegnative. Che avranno impedimenti a livello familiare, cioè che non riusciranno, o che non gli viene accordata sufficiente fiducia nella richiesta di un mutuo o cose del genere. Dunque, diciamo che non come dire, non farti dei castelli nel cielo. Bravo, ma guarda, sai chi me l'ha detta? Me l'ha detta la moglie di un avvocato che stava divorziando avvocato, è andato da un altro avvocato, e questa qui, insomma, quell'avvocato divorzista, gli ha fatto di quelle proposte mega galattiche, e lei mi ha raccontato appunto che mi ha detto questo avvocato si era fatto dei castelli in cielo. Io ho detto cosa vuole dire? Che si era illuso. In castellinaria, sì. Di sabbia. Sì, allora dunque attenta, perché nonostante la buonissima opportunità, non so, cioè attenzione, perché non è nemmeno chiaro se magari la vendita tu la fai con vantaggio, ma tu poi non riesci comunque a spostarti per questioni familiari. E allora, adesso arriva l'esito che ci parla chiaro. Vedi che comunque la speranza, l'aspettativa per il futuro però c'è, ma ti ruberanno di nascosto e tu lo vedrai sfuggire. Esatto, c'è qualcosa che ti verrà, cioè qualche cambiamento che non percepirai subito, proprio una situazione che cambierà accogliendoti alla sprovvista. Quindi e ti verranno comunicati dei ritardi. Esatto. Questa cosa... Quindi vorrei dire Marc-André. Marc-André perché la cosa è potenzialmente fattibile, però ci saranno degli intoppi nascosti che dopo ti faranno vedere sfuggire questa grande occasione. Sì, qui sarebbe carino, sai, bisognava dividere magari la chiaro, spesa, adesso siamo online, vedere più pigiama, tra un po' dobbiamo andare a vedere la nostra 1983, no, in attesa che si faccia mezzanotte e mezza. Esatto, per la Dalida, no, perché noi lavoriamo anche di notte. Però voglio dire, se ci avessi dato delle indicazioni maggiori subito all'inizio, avremmo praticamente incastrato bene la stesa, avremmo magari andato sul filone, o se la vende o se la compra. In ogni caso, visto l'esito e vista la domanda, non la cambi nell'immediato la casa. No. O se la cambi sarà una sofferenza. Esatto. Sì. Vabbè. Andiamo avanti con la prossima amicizia. Abbiamo il bosco incantato. Il bosco incantato. Siamo in fascia protetta? Con un nome così. Teresa. Guarda dove ti arriva No, la ciabatta no, non tirare fuori la ciabatta. Allora, cosa stai pensando? Ha detto il bosco, non il boschetto. Che vipera! Ma no, lo rispondevo a te. Allora, Teresa, 30 luglio 96. Ma cosa pensate? Ma cosa pensi tu? Perché la ciabatta sotto che mi pennella. Dopo quando chiudete mi pennella. Allora, dai, via. Allora, sto esplodendo dalle risate dentro, ma per dignità cerco di... Tieni la mascherina. Allora. Sì, infatti non vende. Aspetta un po'. Allora, vediamo un pochettino. Allora. Ritorniamo al bosco a Teresa. 30 luglio 96. Arriverà il vero. Sì, cambiamo vibrazioni. Allora. Basta che non fai partire Spotify con Ti raserò l'aiuola. Questa è cattiva. No, non ci credo che poi YouTube non ha visto più nessuno. Dai, guarda.
No, troppo bello, è uscita sola. Dai. Ci riusciamo? Dai, Ci ridiamo. concentriamo un attimo. No, perché ragazzi, oggi è stata una giornata durissima. E non è ancora finita, ragazzi. Allora, vabbè. Stanotte dobbiamo lavorare, dai, va. Allora, le carte sono ubriache completamente. Io pure, dopo quello che ho detto, è chiaro che sono ubriaca. Ti ho detto di non bere la camomiglia. Aiuto. Devo respirare. Allora, dunque, per ora, fra i tanti contendenti non c'è granché, Teresa. Andiamo un pochettino. Le giro io o le giri tu? Devi respirare, non ce la fai? È vero, grazie. Bosco è incantato, dice che di averci fatto. Sì, veramente, oggi ne abbiamo bisogno. Guarda, avevamo proprio bisogno, speriamo di aver fatto ridere un pochino anche voi, ma senza offendere nessuno veramente, sì. Non esiste, cioè non è nel nostro intento. Anche perché si scherzava sui giochi di parole, non certo sulle persone. Allora, vediamo un pochino. Allora, ascolta, intanto un corteggiatore che non è stato granché, forse tra il corteggiamento e lo stalkeraggio il confine è stato breve, ti sei dovuta allontanare o a prendere le distanze da questa persona perché ti ha dato proprio il tormento. Esatto. Sembra ci sia stato, non so, un carissimo amico, qualcuno molto vicino, no? In ogni caso, in questo momento, anche nel presente, non anche cara, perché vedi, la carta del viaggio, a meno che, Teresa, a meno che tu non debba viaggiare per questioni, impegni personali, magari per andare, non so, all'università o piuttosto che al lavoro, se non intendono forme di pendolarismo, le sibille potrebbero anche indicare che in questo momento di cambiamenti sei un po', come dire, un po' turbata ancora, no? Forse, cioè se non è un viaggio a turbarti, a preoccuparti o a renderti indeciso, è la direzione da prendere che in questo momento ti porta via delle risorse, perché senti che è necessario un cambiamento e nello stesso tempo ti senti travolgere da un cambiamento. C'è una situazione comunque molto che stai vivendo in modo combattuto e sembra che debba comunque è destinata a chiudersi. Ora, a cosa si stiano riferendo esattamente, Teresa? Qua devi cercare tu di svelare l'arcano, cioè io ti posso dare l'interpretazione che mi sembra più verosimile, fai tu, come dire, mente locale su quello che stai vivendo per capire a cosa alludono le sibille. In ogni caso è in corso tutta una serie di cose che sembrano concludersi con il passato, cioè tu hai inizialmente dato avvio a questa cosa un po' sofferta, però la cosa si chiuderà. Allora, cosa vedo qui? Nel prossimo periodo continuano a non esserci granché e probabilmente questo un po' ti turba. Sembra che siano più interessati a qualcosa che pensano di rivedere in te. Non so, magari sei una ragazza, io questo non lo sappiamo, non è che nessuno si presenta in un certo modo, no? Dico, certo. Potresti essere magari una ragazza di buona famiglia e in questo caso nel prossimo periodo qualcuno potrebbe essere più interessato a quello che non a te, oppure esatto. Continuano a presentarsi magari persone che tu cerchi di cacciare da una parte e cercano di rintrufolarsi dall'altra, portandoti grande, cioè diciamo che
anche se tu stai sì. chiudendo delle cose, c'è qualcuno che in ogni caso cerca di insinuarsi, no? Non vedo però nulla di effettivamente... Elegante, insomma, non vediamo personaggi di spicco. Non nel prossimo mese o Beh, due, no, chiaro. però attenzione, qui ti verrà in soccorso perché secondo me hai anche bisogno di svagarti, di parlare un po', di uscire dalle solite dinamiche, e ti viene in soccorso una... Nel prossimo periodo potrebbe essere compare la giovane Fanchini, è una persona, una figura femminile in età leggermente più giovane del consultante, dunque potrebbe essere un'amica un po' più piccola di te che vedi, ti darà una mano, ti starà vicino. Ti sosterrà, insomma. Esatto, sicuramente farete delle cose anche carine, perché la carta dell'amica oltretutto parla di periodi sereni. Dunque, la cosa che magari tu dentro di te stai aspettando, no? di vedere una persona interessante, il vero amore, non è ancora pronto questo momento, non è ancora il momento, ma sembra che tu abbia bisogno comunque di lasciare andare molte cose e di vivere magari esperienze attinenti alla tua età, che comunque sei giovanissima, perché 94 anni, insomma, sei proprio 24, sì, giusto, faccio bene i conti? 24, 96, 25, ecco, dunque proprio un fiore ancora, no? È giusto che magari chiudi bene tutte le situazioni ambigue del tuo passato, tutte quelle che ti hanno arrecato sofferenza, lasciandotele completamente alle spalle con un bel periodo di spassi e divertimenti, perché è vero che quello che vedi che c'è questo senso di rimpianti, di solitudine, è proprio bisogno di svago. E non si vede arrivare qualcosa o qualcuno di interessante, a meno che tu non stia con questo cambiamento valutando in modo sofferto di sperimentare qualche altra cosa, ok? Adesso perché non compaiono, come dire, figure maschili nell'imminente. Sembra però possibile comunque, vedi, nel servizio Speranza, sembra possibile investire in tante cose, impegnarsi in molte cose che aprono possibilità. In fondo la carta della speranza, oltre che alleggerire di molto, no, tutto anche quello che abbiamo visto nel passato, può indicare comunque anche dei momenti di svago, di divertimento. Mettici anche l'allegria, tu abbia bisogno di vivere la tua età, esatto, staccare la spina, divertirti, e sicuramente qualcosa poi arriverà, ma non è nei prossimi mesi. Se dovesse arrivare qualcuno nei prossimi mesi, ricordati che insomma il lato, la gelosia non di spessore, insomma, di cui fidarsi più di tanto. Esatto, mentre invece io punterei sulle amicizie che evidentemente potranno aiutarti anche a riscoprire te stessa. Esatto. Bene, penso che per stasera abbiamo fatto i nostri 40 minuti, abbiamo fatto insomma di tutto e di più per poter accontentare chi ci segue, no? Ringraziamo chi ci ha seguito, Patti, la Viola Ibrahim ha scritto un messaggio, ma poi peccato, perché sarebbe stato il suo turno, esatto. Ma va bene, giustamente se non ve la sentite, poi probabilmente hanno visto che stavamo stramazzando senza respirare più dalle risate, allora avranno pensato questi due sono ubriachi, non sono affidabili. Dai, ragazzi, grazie di averci seguito. Questa sera è stata una serata un po' particolare perché si è visto che il tubo non ha mandato le comunicazioni, esatto. Eravate un po' esigui, no? Esigui, comunque ci fa piacere di essere anche così. Vi ricordo che venerdì sera alle 21:30 per chi volesse ancora una domanda oppure avesse del tempo da trascorrere in mia compagnia, venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube sarò di nuovo in diretta. Se avete invece un consulto professionale a pagamento, il DeGard è sempre disponibile, il numero? 347 8702 622 e poi troverete comunque il numero del Marietto sotto.
No, guarda che... ha scritto, va bene, dai, rispondiamo ancora. Dai, vai, lei. Viola, ci è convinto. 5 giugno dell'80, allora, single. la Viola dice già, dà delle indicazioni importanti. Prima di tutto è single, no? E poi chiede se avrà novità in amore. Mm-hmm. E noi siamo qui per darti le novità. Allora, prego Teresa, e in bocca al lupo per tutto. Dai Teresa, tieni duro. Sì, sì. Dai, facciamo la nostra Violetta e poi... Dopo l'ho tirato fuori la vodka dal frigo? No, ma sono sicura che puoi spillarla da me, devo avere in circolo tanto... La digestione alcolica, secondo me. Perché... No, stiamo scherzando. Beh, certo. Sembra quasi quasi che la nostra Viola stia aspettando qualcuno che conosci già e nel frattempo qualche conoscenza potrebbe venire, qualche flirt, qualcosa. Però io la vedo impegnata, la Viola, a guardare il passato. O potrebbe essere tutta presa da un corteggiamento con una persona che nella sua vita era una persona del suo passato. Comunque, vabbè, vediamo la stella. Il taglio è estremamente positivo. Sì, comunque sì. La vediamo lanciata, la vediamo che c'è carne e fuoco, diciamo. Insomma, la Viola si darà da fare dopo l'otto. Voilà. A te. Allora, cara Viola, ma chi nel suo passato non ha qualcosa da dimenticare? Vedi qua che c'è qualche della serie situazione. che non ha colpi di scaglie il primo piede. Esatto. Comunque si capisce, almeno così, a guardare dalla prima linea che... La Patti 72, una nuova entrata, ci saluta. Buonasera Patti 72. Buonasera Patti 72, ben arrivata. Dunque, dicevamo che Viola deve aver avuto non pochi ostacoli nel suo passato, vedi che ci sono delle situazioni impegnative. Esatto, lacrime, dispiacere che forse è durato anche un po' troppo a lungo. Abbattimenti morali. Forti indecisioni sulle scelte da fare o sui desideri che probabilmente non si sono realizzati, però è una persona comunque che cerca soluzioni. Sì, è una persona che riflette, ha la testa sulle spalle e vuole qualcosa che sembra solida. Anche una donna forte. Esatto, al presente la situazione è un po' strana. Hai forse discusso o avuto delle incomprensioni con un'amica, una persona magari amica che ti sei trovata a bloccare o che in qualche modo una cosa che è cominciata come un'amicizia hai finito con il fermarla, perché c'è una situazione un po' strana nel presente. Però ecco, quello che dice questa linea, quello che dicono le sibille, è che sembrerebbe che tu comunque abbia le che tu sia nel giusto, che comunque la spunti tu da questo momento di difficoltà. Nel prossimo periodo mi vai a fare un incontro nuovo, quindi c'è qualcosa. Dunque questa amicizia non porterà a nulla, quella che hai nel presente, solo tanta confusione, ma niente di fatto. Attenzione, lasciamo cadere nel futuro vedo delle belle cosine. Hai visto? Amore, stanza, bambino, dunque gran signore può nascere qualcosa di veramente comunica in modo ufficiale, cioè sarà un personaggio di peso, non sarà una macchietta o un narcisista o uno che racconta favole. Sarà un personaggio che vorrà fare le cose in tutti i sensi sul serio. Esatto, valida. Dunque stai per incontrare qualcuno. Il cavaliere solitario, il cavaliere azzurro. Sì, dalla splendente armatura. Vediamo l'esito, perché anche qui niente male, nel senso si intravede sicuramente sul posto di lavoro? Sì, oppure sì, potrebbe essere un libero professionista. Qualcuno. Cioè, sembrano quasi due persone.
È possibile, infatti c'è contendenza tra qua, no? Ci sono due persone che in qualche modo sembrano... Contenderanno a nostra Viola. Esatto, sembrano rivaleggiare. Sì, Viola, e uno giovane sarà anche bello spavaldo e forzutello, magari un libero professionista. In sintesi, Viola, avrai 2 spasimanti. Esatto, uno è una persona sicuramente nuova, un'altra potrebbe essere qualcuno che sul posto di lavoro comincerà poi segretamente a corteggiarti fino a farlo in modo molto più manifesto. Sì, insomma, ci sarà tanta carne al fuoco. Sì. Ho visto che ci sono tutte altre persone che vogliono salutarci, vogliono fare domandine. Vediamo un po' se possiamo accontentarli. Vediamo un po'. Allora, intanto c'è Giuseppe, buonasera. Ciao Giuseppe, grazie di essere unito a noi. E Patti. Vediamo la prima domanda ancora. E Patti72, sì, che chiede se arriverà l'uomo per lei. Patti, però sei single, sposata, insomma, per avere delle informazioni. Che, sai, magari si è aggiunta adesso, non sa cosa noi chiediamo. Vi ricordo il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro. Cosa significa formulata in modo chiaro? Che intanto sia una domanda mirata, poche domande generiche, perché non riusciamo a darvi in questo spazio una soddisfazione e nemmeno averla noi, perché sparare un mucchio tanto per non ci... Cioè, a noi, vero, ci piace essere comunque... Di aiuto, certo. Dunque, sì, infatti, ti spiego, Patti, esattamente, te, probabilmente anche Giuseppe è nuovo, dunque mi raccomando che le informazioni, non dico che ci dovete scrivere il libro della vostra vita, ma quantomeno circoscrivere un po' la situazione. Bene. Ci ha detto che sì. Sì, ho visto. Benissimo. E mi raccomando, se invece la vostra domanda dovesse riguardare anche un'altra persona, dovete mettere il nome, ci serve solo il nome. Anche se la scia è debole, però basta il nome e la data di nascita di questa persona. Bene. Il Green Pass? A noi ancora non... È fuori legge, io lo chiedo il Green Pass, anche una mascherina. Vabbè. Per quello, no, perché poi sta mascherina, bla bla bla, quanti ne blocchiamo ogni giorno? Non lo fa né per questo periodo. Lui già prima che iniziasse il periodo del lockdown e prima che iniziasse, lui usava addirittura una maschera di quelle veneziane. Esatto. Cioè, proprio lui non si... Siamo andati anche a Venezia. Lui è una sua scelta, non vuole mostrare il suo viso, ma fa capire che c'è, non è quello che inquadra solo le mani. Lui allora ci sono. Andiamo ancora alla nostra Patrizia 72. Allora. Arriverà l'amore? Vediamo. Patrizia. Vediamo un 72, po'. Se arriva l'amore. Vediamo per Patrizia. Allora. Forse un uomo che gira intorno c'è. Allora, guarda, qui c'è una cosa. O hai una cotta segreta una persona, una cottona per una persona che ha un forte carisma, molto affascinante, ha grandi qualità, o viceversa, questa persona interessata a te non lo confessa, oppure ancora una grande forte attrazione per un uomo che però è un po' come dire, duretto? No, è un po' tutto che gira intorno a lui, diciamo così. Narcisista. Esatto, un po' egocentrico. Sì, insomma, comunque un uomo c'è. Qualcosa c'è, però adesso vediamo un pochettino. Di spessore, in tutti i lati. Può essere narcisista, può essere anche un uomo, anche un militare, perché no? Insomma, adesso andiamo a sondare. Un militare di alto grado. Sì. Anche alto. Guarda, vediamo un po'. Ai. Nel passato quanti anni abbiamo detto che ha Giuseppina? Scusami, Patrizia. Nel 72. Quanti anni ha più di te? 5. C'è una separazione nel tuo passato perché c'è il sacerdote, dunque. Giudice, il sacerdote fa capire che molto probabilmente c'è stato qualcosina. Allora, vai avanti tu.
Sì, allora, qui può indicare un po' di cose. Il fatto che ci sia stata una separazione nel tuo passato, ma è anche possibile che stia descrivendo un qualcuno più grande di te, per il quale nel passato hai avuto veramente un colpo di fulmine, chiamiamolo così, o una grande, forte passione, e che questa persona comunque non fosse del posto, magari era lontana, e da qui magari i viaggi, gli scambi. Sai, non conoscendo niente di Patti, non sappiamo però bene. diciamo così, due soluzioni: o hai divorziato, magari a causa appunto di qualche altro, e poi, un'altra passione, qualcos'altro, oppure comunque c'è questa possibilità che tu abbia avuto appunto una storia importante con un uomo più grande che era lontano, poi c'è stato un cambiamento. Sì, o magari ha viaggiato di frequente per andarlo a incontrare. Anche, sì, comunicazioni importanti. Cioè doveva essere sicuramente o una persona importante per te, chiaramente, o sicuramente qualcuno che valeva la pena, no? Sì, oppure può anche indicare appunto che a seguito, così, a godere magari della sua libertà, a viaggiare, certo, a muoversi, conoscere persone. Sì. Diciamo che in questo momento sembra esserci anche se non hai una relazione, sembrano esserci messaggi, scambi, o magari sei in qualche chat, qualcosa, cioè sembra che ci sia qualcosa, no? Tu sei una persona che forte, ha delle qualità. Carisma, si vede qua, però attenzione, qui c'è qualcosa che non va. Esatto. Incontrerai, se tu stai comunicando con qualcuno, incontrerai fra poco qualcuno che prima di tutto sarà orgoglioso, e poi io dico che sarà una delusione totale, anzi per te magari si presenterà anche bene, esatto. Ma però stagli lontano. Dunque, se stai già chattando, mettiamo così, chiudi con qualcuno, è possibile che sia anche quello. Allora il militare artista, qualcuno che gliele racconta su, ma che nasconde un Esatto, segreto. devi stare attenta perché ci sono tanti barlafus. Sì, diciamo che non è... Cioè anche tu sei questo... forte, perché il problema è che noi vediamo già il futuro, ci saranno solo, con quel tizio lì ci saranno solo... ma è già preannunciato fin da qui. Sì, dunque, certo. Diciamo che in questo momento la persona, se ti stai scrivendo effettivamente con qualcuno, la persona con cui ti scrivo, con cui inizierai a scriverti, non avrà proprio un grande seguito, cioè con questa persona per non te, c'è a un certo punto sarà un un'evoluzione. funerario incontrarlo. Nel futuro, nonostante tu ti renda disponibile, ci sono comunque dei messaggi poco appaganti, o qualcuno che ti chiede di restare amici, cioè non vedo allora cose... bisogna dire anche che le nuove, le sibille vanno massimo 6 mesi, proprio nei momenti di gloria arrivano 12 mesi. Esatto. E parlano per eventi. Dunque non stiamo dicendo che non ci sarà mai niente, o che non... Esatto. Diciamo solo che la situazione in questo periodo non porta a cose interessanti. Esatto. In futuro non restarci male più di tanto se qualcuno o con qualcuno anzi lui cercherà di metterci una toppa, ma dirà sempre cose che non sono realistiche. Esatto, fai attenzione perché comunque anche nel prossimo periodo, e dunque nei prossimi mesi, gli incontri che fai sono poco concludenti. Esatto, il finale poi... Sì, il finale insomma... Poi vedi, c'è sempre questa cosa che mi inquieta. Sembra sempre che sia rapportato di interessi materiali. Ci saranno dei momenti di felicità, però vedi dopo battimento morale, e poi magari potresti far parte di un progetto nascosto, perché donna maritata potrebbe essere anche che quest'uomo si è già sposato, ad esempio, perché vedi che lei resta male. Potrebbe essere interpretata così il finale. O che magari avrà altre priorità. Che dovrà occuparsi. Cioè sembra che parti bene, no? Tu cerca di rattoppare, però dopo tu resterai, vedi,
Cioè queste sibille qui stasera ci stanno non è ancora il momento di una persona valida, diciamo così. Sì. Gli eventi del prossimo periodo ti sconsigliano un coinvolgimento serio, ecco. profondo. Cioè sicuramente potrai vivere degli scambi delle cose, ma per cautela, visto quello che abbiamo indagato, visto quelle sibille. Ecco, magari non ti buttare, come comunque si dice, con tutto lo scempio. Vai nei nostri canali, trova i video che parliamo anche. Esatto. Allora, rispondiamo per ultimo a Giuseppe, visto che ormai c'è anche lui, sarebbe assurdo. C'è anche lui. No, dico, visto che c'è anche la sua domanda, è benvenuta anche la sua domanda, nonostante l'orario sia straforato rispetto alle... Ma noi per i nostri amici... Ma noi ci siamo, anzi sono arrivati un po' così, un po' random. Però abbiamo avuto parecchie visualizzazioni, 20. Mamma mia! Un po' di più, 30. Dai, amici, mi raccomando, fateci Ma gliel'hai detto di citofonare ai vicini di casa? No, amici, dovete telefonare ai vicini di casa. Di andare a chiamare la zia. Perché YouTube non ci spinge. Di bussare anche alla nonna. Mannaggia. Alla suocera, no, alla suocera no. La suocera no. Allora, rispondiamo a Giuseppe. Quando mi comprerò casa entro l'anno? Prego, Patti. 15 settembre 58. Vediamo allora, Giuseppe, se entro l'anno compra la casa. Vediamo un po'. Allora, scusa Giuseppe, una cosa, sei in affitto quindi e devi andare, vorresti comprarti a casa, giusto? Io vorrei sapere se compra casa. Vediamo un po' del 58. Così sì. Se entro l'anno la compra, vediamo. Entro l'anno. Lui ha chiesto comprerò casa e poi ha aggiunto entro l'anno, cioè vediamo se nei prossimi mesi cerchiamo di dedurre se... Ok, va bene. Vado, la buona volontà c'è, però un po' di malinconia questo Giuseppe se lo porta dietro. Ha preso magari delle situazioni un po'... Si corretto, sì. Perfetto. Allora, vediamo. Fai la stesa. No, stavo dicendo, è un po' malinconico. Magari c'è qualche pensiero. Esatto, ci ha messo tanta buona volontà, però vedo che... Magari ha delle preoccupazioni di riuscire a farcela. Vediamo un po'. Qualcosina. Hilde, a te. Allora, sembra che in passato, una volta preso la decisione, su anche qualche forza contraria o qualche persona che magari non era proprio dell'idea, perché abbiamo questo militare, dunque non è detto che ci fosse accordo con... Sì, siamo una coppia. Sì. Allora, diciamo che... Ma che cosa avrà capito? Ma non lo so, è così, era difficilissimo. Secondo me è andato a farsi fare una stesa. Si è fatto fare le carte? Dai, no, vabbè, stiamo scherzando, Patti. Sì, siamo una coppia. Allora, e speriamo di ritrovarti ancora anche nelle prossime dirette. Ricordiamo 21:30 venerdì, 21:30 anche lunedì e il mercoledì alle 21 qui sul canale del Marietto Veneziano. In più se vogliono anche un consulto privato a pagamento, 20 euro 45 minuti. Sul mio canale invece le dirette sono lunedì e venerdì 21:30. Allora, dicevamo dunque che probabilmente c'è stato qualche... Grazie Patti, grazie. C'è stato qualche, come dire, evento un po' avverso, hanno comunque superato queste avversità, ma sembra che sia stato il Giuseppe in attesa o di qualche esito legale o di qualche, come dire, valutazione che può essere magari, non lo so, sulla fattibilità, penso di un mutuo, non ho idea. C'è qualcosa, vedi che come se aspettassero un giudizio, qualcosa. È come se qualcuno dovesse dare l'ok. Esatto. Allora, al presente vedi che c'è finalmente l'opportunità, anche l'occasione di fare eventualmente una buona trattativa, un buon affare,
Ma attenzione, perché ci sono delle cose poco chiare sulla richiesta. Esatto, economica. e poi diciamo che ti hanno detto delle cose che non sono realistiche. Esatto, cioè un po' legato al denaro. È meglio verificare bene ogni aspetto, perché stai attento. potenzialmente c'è qualche cosa che non si vede chiaro. non si vede chiaro, che rema a tuo sfavore, molto probabilmente dovuti ai danni. O potrebbero anche essere delle cose che riguardano la casa di tuo interesse, che vengono nascoste, che possono essere invece delle problematiche per il futuro. Esatto, ad esempio, non so, ad esempio se la casa è già datata di qualche anno, i tubi del bagno, ad esempio, che è importantissimo, i tubi io parlo dei bagni perché abbiamo avuto alcuni clienti che hanno avuto problemi elettrici, hanno avuto problemi, e noi li abbiamo trovati tramite un'indagine radiostetica. Esatto. Allora, è chiaro che difficilmente si tratterà, se passi per il tramite di una banca, difficilmente, dunque, se fanno la richiesta di un mutuo, prima di elargire un mutuo richiedono un sacco di incartamenti, e dunque è difficile che ci siano difformità di natura burocratica, però quello che sembra poco chiaro è qualche sfumatura dell'offerta, della richiesta, ok? C'è qualcosa che è da verificare meglio.Io oserei dire una cosa, però... io oserei dire una cosa. Cosa? Che è una casa che lui aveva. In ogni caso sembra proprio che riesca la situazione. Sì, ce la fa. Qui c'è, però mi raccomando, forse fino all'ultimo non sarai sicuro che ti diano il denaro in attesa dei controlli, cioè possono esserci più variabili. Più variabili negative. Alla fine però... In ogni caso ce la fai, alla fine si fa. Alla fine ce la fai, e in più ti devo dire che è una cosa che hai già visto, è una cosa che anelavi già, però attenzione. Allora, l'affare c'è, la firma del contratto c'è, ma ci saranno dei ritardi, forse i rallentamenti sono delle nuove cose che non conosci. Esatto, verranno fuori delle cose, delle piccole novità da affrontare, da esaminare o da risolvere. Comunque, per chi compra casa, sempre una bella indagine radioestetica per vedere se ci sono situazioni energetiche, vibrazionali negative. Se è nuova, bisogna vedere il sottosuolo, se è una casa di seconda mano, cioè seconda mano. Quasi tutte lo sono ormai. Praticamente bisogna vedere se ci sono geni, perché io ho fatto una pillola in cui tanti anni fa sopra un pianerottolo c'erano dei geni, dovete andare a vedere quella pillola, quindi dovete sempre stare attenti quando comprate una casa dove hanno vissuto altre persone, se le vibrazioni di quelle persone che poi vi hanno venduto la casa sono adeguate alle vostre, perché se no andate dalla padella alla brana. Esatto, è meglio fare sempre un po', quando si può, una piccola indagine. Consideratela come parte dell'investimento che fate per una casa, perché 20 euro per un'indagine penso che valga la pena di volare giù dal terzo piano, come sono volati giù certe persone. Io gli avevo anche detto, io ho visto che non ci credevano, poi sono volati giù dal terzo piano, poi corri dal marietto a mettere bene. Le problematiche delle energie sottili. Bravo Giuseppe, bravo, finalmente. Troppo sottostimate. E poi alla fine chi va a pagare sono i più deboli. Bene, cari amici, questa volta abbiamo superato la barriera del suono, abbiamo risposto a tutti. Grazie. Giuseppe, contatta Lilde, che è la number one veramente sul mercato. Vabbè, troppo gentile. Vi ricordo che lui è il mio maestro. Sì, io sono si vede, di peso anche. Esatto. Voleva un compagno di peso subito. Io volevo un uomo di peso. Sono diventato il doppio per farla contenta. Bene, cari amici, allora 21:30 venerdì, canale di Hildegarda, per chi vuole. Tra l'altro il mio canale si chiama proprio Hildegarda, dunque se non lo conoscete cercatelo. E se no venerdì, lunedì, venerdì, e invece mercoledì io vi aspetto qui. Non so se la prossima volta invito Barbara D'Urso. Se il budget del nostro... Se faccio 2000 consulti al giorno, magari per mercoledì prossimo vi prometto Barbara D'Urso. Ma meglio non promettere cose. Sto scherzando. Bene, cari amici, dai. Il telefono, dai il numero di telefono. 347 8702 622, quello del Marietto invece è... È davanti.
Nella mascherina principale. Nella mascherina, okay. Comunque contattate sempre il Degada, ma mi ha detto iniziare. E perché? Perché così io cucino. Loro devono scegliere con chi sentono, cioè liberamente di essere a loro agio. No, però effettivamente sulle sibille è imbattibile. Ok, grazie cari amici, alla prossima, ciao. Ciao!